l'obiettivo era sempre territorio, giovani e impiego immediato il più possibile, e una di queste idee poteva essere il management dello sport, tutta questa economia in tutti questi campi, che sono ovviamente in questi anni campi nuovissimi, ma che sono cose non nuove per il mondo che viviamo, e perciò c'è una sfaccettatura molto ampia. L'università secondo me è una fucina di idee e deve essere applicata, poi se no rimanere solo fucina non ha nessun significato, perciò abbiamo sempre fatto questa possibilità per gli altri. In questi 4 anni abbiamo fatto circa 20 corsi di laurea, ma l'obiettivo più attrattivo era sicuramente lo sviluppo dello sport, la tecnica sullo sport, la doppia carriera per gli studenti, per potergli dare la possibilità di tutte queste cose, perché sennò si doveva rinunciare una volta, no? L'ultimissima laurea che avete visto in questi giorni, che è partita a Vicenza, ritengo che sia un passo nel futuro, perciò darà ai nostri laureati la possibilità di gestire eventi, di fare tutto quello che desiderano nel campo dello sport, di qualsiasi tipo sportivo. Oggi la felicità di essere qui, poter raccontare il progetto a tutti questi ragazzi, cosa che a me purtroppo non capita tutti i giorni perché sto principalmente in ufficio o facendo altre cose, e farlo qui a Verona per me è importante. Io poi, essendo qui a Verona 2 momenti importanti dei nostri giochi, cioè la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e l'apertura delle Paralimpiadi, diventa un po' un fulcro che collega le due città, Milano e Cortina. Qui Verona sta in mezzo, e niente, io in realtà porto la mia esperienza dei giochi in generale, poi con un po' di cuore in più sui pezzi che succederanno a Verona, perché sono anche pezzi non legati alle competizioni, ma di grandissima visibilità e importanza. Un messaggio valoriale più importante è quanto lo sport possa cambiare la vita delle persone, e poi proprio perché sono ragazzi che stanno anche pensando a cosa fare, ovviamente le opportunità anche professionali che un grande evento come questo può portare sulla popolazione in generale, e chi si avvicina al mondo del lavoro deve sapere cosa succede e capire la dimensione per questo evento, ma anche per altri futuri che sicuramente capiteranno ancora nel nostro paese.